Ignazio Messina, segretario dell'Italia dei Valori. Lei è fuori dal Parlamento con posizioni politiche che sono sempre molto chiare. Eravate tra l'altro molto vicini alla PD prima che poi insomma, ci fossero le elezioni e finisse come finisse. Dando per buona questa squadra che si sta delineando, salvo appunto novità, sorprese, poi quando ci sarà la lettura ufficiale, lei che giudizio dà complessivamente del governo che sta per nascere? La piace, non le piace? Ma intanto devo dirle, rispetto al governo precedente non sono d'accordo col fatto che Letta avesse lavorato bene. Se aveva lavorato bene non ci sarebbe stato oggi Renzi, quindi questo mi pare un dato di fatto. Detto questo, noi avremmo preferito che si facesse una legge elettorale migliore della precedente, possibilmente, e si tornasse al voto per far scegliere ai cittadini chi doveva rappresentarli. Ciò non è. Riteniamo che Renzi abbia fatto bene a prendere in mano la situazione, tant'è che io ho già chiesto a Renzi un incontro e ho detto anche non ti limitare alle consultazioni di palazzo, perché il palazzo è importante perché gli servono veramente i voti per governare, però il palazzo spesso è slegato dal territorio e le esigenze della gente. Allora allarga i tuoi orizzonti e confrontati sui temi. Messina, lei chiede un incontro perché vuole riavvicinarsi al PD o per dare semplicemente dei consigli? Ma guardi, innanzitutto Italia dei Valori, la nuova Italia dei Valori, il nuovo corso di Italia dei Valori sta andando nella direzione di essere parte di una coalizione di centrosinistra. È accaduto in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, in Sardegna fino a domenica e saremo in coalizione anche in Piemonte e in Abruzzo, a dimostrazione che il ruolo di Italia dei Valori è quello di essere all'interno di una coalizione un punto di riferimento per delle battaglie che noi abbiamo sempre fatto, partito da legalità, ambiente e lavoro. Questo è il tema, su questo ci vogliamo confrontare. Infatti io la raccomandazione e l'incontro che vorrò fare con Renzi, innanzitutto vediamo la lista dei ministri e mi auguro che siano scelti per competenze e non per appartenenze, che non ci sia spazio per uomini e donne spot che nel nostro paese spesso si sono ritrovati in ruoli straordinari, ma ovviamente pur essendo spot per determinate attività che fanno, un grande campione dello sport anziché dello spettacolo, andare a fare il ministro è un'altra cosa e quindi in questo senso spero che la scelta sia sulla competenza. Dopodiché ci confrontiamo sui temi, gliene cito sostanzialmente due. Uno, il problema del lavoro, che è fondamentale, ma bisogna risolvere il problema, non parlarne e basta. Secondo, la tassazione delle rendite finanziarie. Sono 3.800 miliardi di euro il patrimonio finanziario detenuto dagli italiani. Bene, il problema non è tassare di più, come Alfano in questi giorni ha detto evitiamo più tasse, il problema è adeguarci all'Europa. Noi cosa abbiamo detto? Vogliamo essere europei. Bene, in Europa, in Germania, la media europea delle tassazioni finanziarie sulle rendite finanziarie è il 26%, in Italia è il 20% e mi pare che l'Italia abbia più bisogno di soldi rispetto alla Germania. Allora adeguiamo quello e con questi soldi che prendiamo da subito sgraviamo le tasse sulla casa, che al contrario delle rendite finanziarie produce ricchezza. Una casa va prima costruita e poi manutenzionata, e interveniamo sulle piccole e medie imprese e sulle fasce sociali più deboli. Ecco, noi Renzi vorremmo incontrarlo per confrontarci con serenità, con lealtà, ma confrontarci su temi concreti per vedere se ci sono risposte o meno. La cosa positiva, devo dire, anche da ex sindaco, è che spero che Renzi conservi la concretezza del sindaco, che è costretto, una volta che c'è il problema, a trovare anche le soluzioni e non diventi troppo politico, e cioè vada lì a far parole lui voleva essere senza un po' il poi sindaco dare d'Italia, no?